se vuole dire nostro ospite Beppe Severnino, mi alzo e vengo a fare. Lei lo dica un secondo, poi io faccio una cosa, lei dica Beppe Severnino. Ma devo far parlare Silano prima. Prima allora dovesse. Vuol dirlo lei? Sì. Venga con me. La facciamo insieme questa cosa. Prego, lei si mette qua perché è il sindaco. Io non vado giù perché lei è troppo alto. E poi se vuoi uguale, dai, c'è tutta la differenza. Allora, insieme al sindaco, e poi sto buono e lascio parlare voi, però lo facciamo perché è giusto. Questo libro non è dedicato solo a penna, ma è proprio, il libro è dedicato, e c'è scritto qua, per Giles Watson, quelli prima erano per mio figlio, per mia moglie, e questo forse è il primo amico a cui lo dedico, e questo è proprio dedicato a lui, e quindi anche purtroppo non ha potuto tradurlo, chissà se me lo sta facendo da qualche parte. Quindi prima di lasciare la parola al sindaco e al vice sindaco, grazie di venire qua con noi, e questo è il libro dedicato a Giles, e te lo do davanti a tutti i suoi amici. Bene, adesso possiamo dire che l'anteprima è finita, possiamo cominciare sul serio, no? Allora, buonasera a tutti, io porto semplicemente il saluto all'amministrazione e per rispetto di Giles sarò brevissimo, quindi ringrazio Beppe Severnino per essere venuto qui da noi a trovarci, la sala è strapiena, quindi vuol dire che la sua presenza è ben voluta ed è sicuramente una persona stimata e conosciuta. Vuol dire che Giles è molto avanti. Anche quello mi corregge giustamente. E voglio ringraziare la Fondazione Pazzi di Rosato che ci ospita qua nei locali, ma termino qua, sarò brevissimo, quindi voglio solo fare una domanda al nostro ospite, perché leggendo un po' la sua biografia, guardando un po' le sue caratteristiche e tutto, mi ha colpito molto il fatto che sia presidente di un club calcistico, no, un club supporter, non tanto la squadra che purtroppo non è la mia squadra, ma non è un problema questo. Però mi chiedevo come lo so. Però mi chiedevo come si fa a diventare presidenti di un fan club a Kabul. E soprattutto la seconda domanda è, siccome io tifo per l'Udinese, come spero molti qua dentro, non è che riusciamo a fare anche un altro fan club anche per l'Udinese magari, potrebbe essere interessante un gemellaggio di questo tipo. Vuole rispondere subito? Sì, scusate, il mio intervento finisce qua perché non voglio essere molto tediare il pubblico. Qua insieme. Allora rispondo due cose. Per l'Udinese è una squadra molto simpatica, avete un grande problema, i colori. Per noi è un problema, io lo so, scusate, però è proprio, se voi sostituite quel bianco con un bel blu notte, ma possiamo usare la seconda maglia. La seconda maglia, va bene. No, rispondo brevemente perché io non amo le presidenze. Non sono presidente di niente, non è che un italiano su 4 è presidente di qualcosa, non è una colpa essere presidente, ma io proprio ho l'idiosincrasia, c'è chi è allergico al lattosio, io ho le presidenze, e che vuoi? Un'eccezione ce l'ho, e ero a Kabul in Afghanistan qualche anno fa e il gruppo, i soldati, i carabinieri, gli uomini dei servizi di sicurezza, purtroppo abbiamo fatto un incontro, una pizza Italian, se 3 o 4 di loro non ci sono più perché poi a Kabul negli anni dopo è successo di tutto, forse i nomi li avete anche letti sui giornali, eravamo però in tanti, e mi hanno chiesto, Severini, c'è, noi la maggioranza qua, e ci hanno fatto in una sala blindata con dei muri, perché là è tutto anti-attentato, in un posto che era tristissimo, però le maglie nerazzurre tutte appese dentro, e hanno detto, lei non vuole diventare presidente dell'Interclub di Kabul, e c'erano tutti i soldati con le tra l'altro era la scorta che l'ambasciatore mi dava, io non mi lasciavo uscire da solo, perché avevano appena rapito Mastro Giacomo dalla Repubblica, mi ha detto Severnini abbiamo già dato, se va fuori di qua scorta. Allora andavamo in giro con questi ragazzoni del Tuscania con tutto il giubbotto antiproiettile, e come si fa a dirgli di no? E poi mi hanno detto una cosa, perché guardi qua fra 10 giorni arriva il ministro della difesa che ai tempi era Ignazio La Russa, interista, a dimostrazione che anche noi abbiamo i nostri. Allora, e lui ha detto perché noi sappiamo che se no, e io cosa? E da allora nessuno me l'ha mai chiesto, ma la storia è questa, sono diventato interista e ho fregato La Russa. Una volta portiamo una maglia dell'Udinese, la seconda, così non è bianco e nera, e possiamo mettervi anche quella, che male non fa. Chiudo qua, ringrazio semplicemente anche il mio vice sindaco per l'organizzazione. Ovviamente noi vogliamo puntare
a dare il massimo che possiamo alla nostra comunità in termini di cultura, e tutte queste manifestazioni che facciamo servono alla nostra popolazione per crescere in ambito culturale. Quindi non porto altro tempo perché la serata sarà divertente, io vi tedierei, quindi buon divertimento a tutti. Bene. Allora, prima di tutto mi scuso, ma non è nei confronti vostri, e buonasera. Dall'amministrazione il sindaco ha già portato il saluto, abbiamo un po' fatto saltare la scaletta. Mi scuso, ma non è per essere stato in ritardo alla serata, ma quanto abbiamo appena inaugurato a Corno di Rosazzo una bellissima mostra organizzata dall'Aster Cultura lungo le strade che portano al fronte, dove c'è esposto un grande materiale della Guardia di Finanza da Roma, il fucile anche, c'è l'originale che ahimè sparò il primo colpo di fucile il 23 maggio 1915, un'ora e un quarto prima dell'inizio della prima guerra mondiale, ed è un cimelio molto importante e vi invito tutti ad andarlo a visitare fino al 10 aprile, quindi è stata una bellissima inaugurazione. Ecco, ringrazio ovviamente la Abbazia di Rosazzo, la fondazione che ci ospita stasera in questa millenaria pregno di spiritualità abbazia, che è un gioiello architettonico, un patrimonio culturale di questa bella terra chiamata Friuli, e vorrei ringraziare anche Elda e la famiglia Felluga per la sensibilità che nell'organizzazione che ci hanno voluto accompagnare in questa serata. Chiamo Marabon per la fondazione per un saluto della Fondazione Abbazia Rosazzo. Il saluto del presidente della Fondazione Abbazia di Rosazzo, Monsignor Edoardo Scubla, che si scusa di non essere potuto venire qui, ma ci teneva a sottolineare la partecipazione dell'Abbazia, della Fondazione Abbazia di Rosazzo, di tutti i consiglieri, del direttivo, a iniziative come queste di promozione, di apertura verso iniziative legate all'arte, alla cultura, alla letteratura. E a questo proposito, ecco, vi ricordo la prossima settimana, venerdì prossimo, l'appuntamento con la vigilia di San Joseph in Badie, che richiama con le tradizioni, in particolare con il programma, la presentazione del terzo festival della canzone friulana, sempre in collaborazione con l'Aster Cultura Neocultura, e la presentazione anche di Rosazzo da Rosa. L'avvenimento, l'appuntamento che si terrà poi a maggio, il 7-8 maggio, e quindi ecco, siete tutti invitati anche in queste occasioni. Quindi grazie ancora a voi di essere qui, e grazie ai nostri graditi ospiti che ci faranno vivere questa bella serata. Grazie. Non mi ero dimenticato Imara, grazie, ma ti saluto adesso. Era per introdurre la motivazione di questa serata, noi ci conosciamo, siamo diventati amici dopo, però è un piacere. Nasce tempo fa da un momento che Maria Grazia personale ha vissuto, che nessuno vorrebbe vivere, ma purtroppo a volte nella vita accade, la perdita di una persona, e che fa cambiare alle persone la vita, e solo la vicinanza di altre persone che sono amiche possono lenire in parte questo dolore. Ecco, dicevo, Maria Grazia sta vivendo questo percorso, e da qui è nata, incontrandoci, l'idea dell'incontro di stasera, di presentare il libro nuovo di Beppe Severnini, che lui già ha accennato, dedicato all'amico Giorgio Giles Watson, che è il titolo Signore si cambia in viaggio sui treni della vita. Credo un titolo quantomeno appropriato. Io me lo sono letto, Beppe, sul Thalys francese da Parigi a Bruxelles, ma c'è un motivo, perché io sono figlio di un capostazione, quindi ho incominciato da bambino a condividere e a, come si può dire, a vivere quelle esperienze del treno. Che anche lei ha avuto, Beppe, nei suoi viaggi nel mondo, che sono state esperienze simpatiche, a volte paradossali e anche surreali. E da bambino il treno l'ho visto e l'ho provato quando con le locomotive a vapore andavo a Cervia, tanto vapore e poca voce, oppure a scuola alle 6 del mattino a Udine, come tanti amici qui presenti in sala, con la Littorina, si chiamava ancora così, e da lì, oppure i primi viaggi da ragazzo all'estero, a Barcellona, o con quello che era chiamato il Simplon Express, già
vecchio Oriente Express che portava verso le terre turche. E poi col lavoro anche con i Virgin inglesi o con i TGV francesi. Quindi è stata la possibilità tramite il treno, tramite viaggi in treno, di conoscere persone di lingue e di etnie diverse, con una grande voglia di conoscere e di confrontarmi. Credo che questo è uno dei punti e delle emozioni che il libro mi ha dato, soprattutto nella pagina 198, che dice una cosa veramente interessante, che con una amara e lucida realtà compara la generazione delle mappe con quella dei smartphone e dice: dove è un posto, per esempio, se non sappiamo dove è un posto, non capiremo mai fino in fondo quanto è dolce arrivarci, o come malinconico andarsene, mentre il treno lascia le ultime case di una città dove è accaduto qualcosa di importante. Perderemo qualcosa ed è un peccato. Bene. Ecco, a proposito di questo, sul viaggio americano, io so dove è Alpharetta, è alla periferia di Atlanta, in Georgia, perché lì ci sono stato, ma con le mappe. Quindi stasera, leggendo poi anche la dedica che Severnini dedica a Giles Watson, lo scozzese del Friuli, apre ulteriori riflessioni e pensieri anche a tanti voi che siete presenti in sala. Come da un rapporto di un traduttore, di uno che traduce dei libri, si è potuto trasformare questo rapporto in qualcosa di più importante e intimo, come l'amicizia. E visto che abbiamo i capelli bianchi, ci permette di poter dividere e rivedere le scalette delle relazioni, dando importanza e la giusta posizione ai valori della vita. E stasera, su questo treno immaginario, si parlerà dell'importanza della traduzione, del vino, dei libri, delle passioni, i funghi, la montagna, la cucina, anzi la nocineria, se non sbaglio, cultura, dell'amore per la terra di Giles, la sua terra, la Scozia, ma anche del Friuli, che è stata la sua terra d'adozione. E questo però, in questo percorso dominerà sempre, credo, il filo conduttore, l'amicizia, perché gli amici sono come le pareti, a volte ci si appoggia su di loro e altre volte è fondamentale solo sapere che ci sono, anche se sono candles in the wind. Buona serata a tutti. Lei l'ha già fatta l'introduzione, adesso è l'anteprima, allora. E vi lascio intanto buona serata a tutti con Beppe Severnini.